Facciamo domani allora. Ah, per me va bene, basta non troppo presto magari. Non ci posso No, credere. scusa ti richiamo. No. Virginia. Lillo. Virginia, Ma quant'è che non ti vedo? che piacere, è una vita che non ci vediamo. Ma come sono contenta, come stai? Ma ti trovo benissimo, ti trovo. Grazie, anche tu stai benissimo. Grazie, Virginia. Mamma mia Lillo, ma è tantissimo che non Sì, ci vediamo. più di 2 anni. Più no, di 2 anni, sì, sicuro, sì. Senti, ma che combini? Dimmi. E niente, mi sono sposata. No! Sì. Ti sei conosciuto, sposata? sì, l'ho conosciuta in un villaggio turistico. Ma dai! E tu? Sempre con Luisa? Sì, io convivo con lei. Ma l'hai sposata? Ma no. Ancora no! Vabbè, ma dai, ma noi stiamo bene così, conviviamo, stiamo vabbè, bene. un bel furbo. Insomma, stai benissimo. Tutto ok. Senti, Troppo che fai? contenta. Vai di fretta e tempo per una scopata? Guarda, e dovrebbe arrivare il mio marito fra pochissimo perché volevamo andare al cinema, però guarda, laggiù c'è un bar, vediamo se è libero il bagno, magari facciamo una sveltina, che dici? Perché no? Perché no? Oh, Per ti me va piace bene. sempre scopare? Sì, sono un po' appassionato, sì. Mannaggia, non sei cambiato per niente, mi fa no. piacere. Ecco Claudio. Amore. Ciao tesoro. Lui è sei? Lillo, Salve, è salve. un mio amico e Lui è Claudio, tuo mio marito? sì. Tuo marito. Complimenti. Grazie. E sì, niente, parlavamo di scopate. Te non quindi- parli d'altro. Vabbè, le faccio pure però, insomma, Certo, non è parlo che- soltanto, dai. No, infatti, non si Soltanto pensava che di fare una sveltina qua Nel bar, nella toilette soprattutto- del bar, Mi però. sa che perdiamo il cinema, che dici? Eh sì. No, allora no, cioè, non voglio mettervi in difficoltà. Lo so, cioè, però ormai dove- ci avevo fatto la bocca. No, ragazzi, però se ci avete un attimo. Ma noi possiamo scopare un altro giorno, non è No, che. ma- Se ci andassimo al secondo spettacolo, vorreste farvi la scopata adesso? Ho capito, ma No, noi vabbè, stiamo ma lì a scopare. Ma tu no, che magari fai? Mi avete dispiace. pianificato tutto. Ma stai in macchina, faccio una pipa in macchina. Ma no, Ma no, dai, dai, lasciamo non- perdere, no, non ce facciamo. la faccio, mi sento troppo in Ho colpa. un'idea io migliore. Facciamo così, andiamo tutti a casa mia. Luisa sarà contentissima di conoscere tuo marito perché lei adora gli uomini alti e passiamo la serata da me. Tanto il cinema può aspettare, no? Che Dai, dite? che dici? Ti va tesoro? Stasera Stasera. scopata e... Domani facciamo una pizza al cinema? Ok, Ok. va bene, andiamo tesoro. D'accordo. Eccoci qua, questo è il salottino. Carino. Prego, accomodatevi pure, dai. Grazie. Luisa? Un momento che la chiamo, Sì. Niente, sta scopando con l'idraulico. Ah, mannaggia, volevo presentarle Claudio. Glielo presentiamo, che problema c'è? Vieni Claudio, dai che ti No. presenti. Perché? Magari ti... Disturbiamo. Ma che disturbi? Vieni! Ma tesoro, dai! dice che È non mia disturbi. moglie, la conosco, no? Dai! Pomodoro. Tranquillo, vieni. Che ti avevo detto? Cosa? Che Luisa adora gli uomini alti. E quindi? E quindi è rimasto a scopare anche Claudio. Cioè, scoperanno in tre? In tre, infatti. Ma che carini! È così. Senti, che mi offri? E ti offro un caffettino? Caffettino. Caffettino, dai. Chiamo il bar. No, se devi chiamare il bar, no, dai, Lillo, è No, non uguale. chiamo il bar perché fa un caffè buonissimo. Tu invece lo sai, io sono negato. Mi ricordo. Pronto Danilo? Ciao, sono Lillo. Senti, sì, devo ordinarti dei caffè, un momento che mi informo quanti e soprattutto quali. Allora, io lo prendo normale. Normale, Claudio? Claudio, lo vuoi il caffè? Sì, grazie. Come lo prendi? Normale. Normale. Aspetta che sento anche l'idraulico, signora Stolfi. Signora Stolfi, lei lo prende il caffè? Sì. E come? Macchiato caldo. Macchiato caldo. Macchiato caldo. Ho capito, macchiato caldo. Allora, Quindi c'è un macchiato caldo, due normali e un decaffeinato. Va bene? Grazie Danilo. Ciao, tra poco. Ciao. Allora, Insomma. eccoci qua. Allora? Mannaggia la miseria. Senti, Stai benissimo comunque. che facciamo? Vogliamo fare la scopatina? Aspetterei il caffè. Dopo il caffè, meglio, sì. Aspetterei il caffè. Scusate, Sì. posso usare questo frustino? L'ho trovato di là sul comò. Sì, certo. Sì. Cioè non è che è un cimelio, posso. No, sta lì apposta. Luisa è una porcona. Lo so. Vabbè, ciao amore. Ciao, tesoro. Ma insomma, tu lavori sempre al ministero? Ministero? Ma no, vabbè, ma sto bene. Cioè, vabbè, certo, non è proprio il po' massimo, tristezza. non è tutta vita, ecco. Però non mi lamento, dai. No, scusate sempre. Avete un preservativo? Ah sì, ce l'ho io. Ce l'ho io in borsa. Allora, eccoli qua. C'ero soltanto due. Ti dispiace se uno lo tengo per me e Lillo che dopo il caffè scopiamo? Sì, va bene, lo faccio abbastanza. Ok. Vabbè. Lo tengo per noi, eh? Lo so. Ah, ecco, è arrivato Danilo. Vai Danilo.
Salve, Eccoci buonasera. qua. Salve. 4 Bene. caffè. Allora, il Perfetto. decaffeinato è questo qui. Perfetto, e quello normale per lei? Questo qua, normale. Qui, e gli altri due li porti in camera da Luisa? Ah, di là. Sì, di là. Vabbè, con permesso. Stanno scopando di là. Ah, Bene. bene. Ok. Ecco. Senti solo il profumo. È vero, verissimo. Fantastico. È una miscela che è colombiana. Le portano a po', credo neanche si trovi in Tu ormai commercio. sempre al bar la Ma prendi. sempre al bar. Sempre. Ecco, con permesso, dai, caffè a posto. A posto, Ho approfittato un attimo e mi sono fatto una scopatina volante. Hai fatto bene, Non hai ho fatto potuto purtroppo intrattenermi perché c'ho il bar scoperto di sotto. bene. Non ti sei neanche spogliato? No, no, non è stato possibile perché c'ho poi il bar scoperto sotto, quindi io andrei e allora per i caffè segniamo un po'. Segniamo come al solito. Vabbè. Ciao Danilo. Ciao, Arrivederci. grazie. Comunque, come casa, Sempre io. La cucina? Di là. Grazie. dicevo, come casa, No, ma casa va come bene. struttura va bene. Infatti. No, dico, carina è... Ma miele non c'è? Eh no, finito. Finito. Volevamo fare spennellare. Vabbè. Insomma, le trovo veramente bene. Grazie. Stai in No, forma. beh, sono stata... No, perché Dicevo, sono stata in palestra per un periodo anche perché mi scarica anche mentalmente. No, ma si vede, sei allenata, cioè, poi sei fresca, c'è un bel colore Grazie. Banana. E invece un bel tu? colore proprio di pelle, Grazie. di carnagione. Grazie. Senti, la casa in campagna ce l'hai sempre? Sì, la casa in campagna ce l'ho, però la sto facendo ristrutturare, quella Ah. che ci facevamo le orge. Ti ricordi? Sì, sì, ma si è rotto tutto, pavimento, elettrico. Vabbè, per forza di oggi. Insomma, Ah, ecco qua. già fatto? No, bella scopata, è venuto quasi subito. Ah, vabbè. Cioè, come sei venuto quasi subito? Può capitare. Certo, non può capitare. Sì, può capitare, però non può capitare con le persone che presento io, mi fa delle figure terribili. Ma può capitare, cioè, è una cosa che capita, non capita Ho mai. capito, ma capita quando ti va, cioè capita sempre ultimamente. No, vabbè, ma scusa, ma non so, mortificati di fronte a Lillo, ci siamo appena conosciuti. Non è che ti voglio mortificare, ti sembra normale, presento una persona, arriva e viene Ho subito. capito, ma lui c'ha pure i traumi, ma non che è stai che scherzando? non è che c'è solo Claudio, dai, No, va a bene. me, scusa, a me queste cose mi fanno incazzare. No, fai due fatiche, va bene. No, Claudio, no, questo Ma no. pretende di aver ragione, no, Ragazzi. pretende di aver No, ragione. allora ho torto. Ragazzi, no, No, per vieni favore. subito, c'hai ragione. Ma quando capita? È capitato oggi, quando capita? Una volta può sopporto, capitare. non è Ci possibile. facciamo- Comunque ha goduto, diglielo un po', vaglielo a chiedere. Ma non mi chiedilo se ha frega goduto. niente, non glielo voglio chiedere, ma Non- tu ti rendi conto? Ragazzi, ci facciamo una scopata tutte e tre così ci calmiamo, dai, ma che? veramente. No, ragazzi, io allora, non mi va, non mi va più, basta. No, io non capisco, cioè perché litigare? Ma perché litigare? Guarda, facciamo una cosa, andiamo Claudio, perché abbiamo rovinato tutto il pomeriggio di Andiamo, Lillo. vai da sola. Io con te non ci vengo, vai da sola. vado Hai io? rovinato, hai rovinato l'atmosfera, vai via da sola. Bene, bene, allora vado io. No, ma mi spiace. Ciao Lillo, grazie. Mannaggia, Claudio, mi dispiace tanto. No, a me guarda. dispiace, a me dispiace. A me dispiace. Dai, accomodo, ti siedi. A me dai. dispiace, Dai, perché queste vieni qua, figure- dai. Ma che le figure? Dai, dai. Nessuna figura, dai, figurati. Figurati. No, perché non. Dai, calma, adesso calma, dai. No, è che non si agisce così. Va bene, dai, è tipico delle coppie. Mi dispiace che appunto ci siamo appena conosciuti e Non ti credere, pure io con Luisa stessa cosa, litighiamo Eh, spessissimo. è un po' di tempo che va avanti così. Litighiamo un giorno sì e l'altro pure. Vabbè, è un periodo, magari passa. Dai, calma, dai, buono. Ti posso offrire qualcosa? No, no, grazie. Caffè, No, sto a posto. una cosa fresca, una lanciata, una birra, che dici? Un po' d'acqua anche, volendo. No. Niente, non ti va niente proprio? Davvero, Senza complimenti. sto bene, sto bene. Senti, sei anche gay tu? Sì, ma sto bene, davvero. No, non fare complimenti, eh? Lo dico, se vuoi, tranquillo proprio. Non ti devi sentire obbligato perché. Mi fa piacere, non lo direi se no. Tranquillo. Non è pro forma? Non è pro forma, no. Allora, volentieri.